No, I'm not a writer. Mercoledì 17 ottobre, continuano i video tutti spezzettati così a casaccio. Allora adesso sono nell'ennesimo trasloco, no? Ma a me va anche bene, quindi da Cassavio, dove lavoravo, adesso sto lavorando di nuovo a Jesolo, per poi ritornare nuovamente, diciamo, sotto un paesino ad Eraclea. È quasi ora di andare a lavorare. È terribile sta storia. E stasera ho anche la cena con l'Alessia, porco cane. Volevo stare un po' per i cavoli miei, ma no, vabbè, dai. Famo, obbligamo. C'è sempre poco tempo per me, Diciamo che però per quanto riguarda i video, direi siamo praticamente allineati adesso al 17 ottobre, no? Perché ce ne sono tipo una quarantina in coda, no? Ok? Però, vabbè, insomma, adesso magari non riprenderò più neanche tanto, in modo da avvicinarsi, no? alla sincronizzazione tra la data reale e la data che tu vedi nei video, no? Ovviamente poi se vado via qualche weekend in posti carini, è chiaro che le puntine le faccio, insomma i video li faccio sempre, perché come ti dico è sempre un bel ricordo anche per me. C'è il problema adesso che io sono sempre stato uno che ha girato moltissimo, ancora prima del camper, no? Il che significa che io qua posti da visitare ormai credo di non avercene quasi più. Non è una bella cosa. E niente, tornare nei stessi posti che ho già visitato, anche se sono posti magari stupendi, bellissimi, o che magari l'Alessia non ha visto, andiamo assieme, mi sembra quasi uno spreco di tempo, uno spreco di gasolio, perché con lo stesso tempo e lo stesso gasolio potrei visitare posti nuovi che non ho mai visto, perché alla fine la bellezza del viaggiare, per me, ovviamente parlo per me, è una cosa soggettiva, è nel visitare, nel stare nei posti nuovi. I posti già visti, per quanto belli, è un po' come non muoversi, no? Perché resti nella parte del conosciuto. Le puntine del mondo, psicologia spiccia. Va bene, dai, adesso devo andare. Buongiorno Italia, buongiorno CP, che quando va in giro segna il territorio con la PP. Ti piace? La canzone del CP, è una bella canzone. Ehi, ehi. Gli hai raccontato che adesso è arrivata la schedina nuova e nonostante siamo in penombra, quindi le luci proprio come sempre, inizierò a fare roba un po' pulito, comunque sono in penombra, stiamo registrando con la nuova schedina della Sony che scrive a 300 mega al secondo, il che significa che ora che stiamo, diciamo, facendo la parte dietro alle quinte, la parte vlog, stiamo registrando in 4K, il che, cane, come tu mi insegni, è anche sprecato, perché se non gestisci bene le luci i dettagli non puoi catturarli, chiaro, no? Però insomma intanto l'abbiamo impostata la scrittura in 4K a 100 mega al secondo, e poi per il futuro, per le altre scene, diciamo, naturalistiche, no? Dei dettagli di quando andiamo in giro a puntinare, ci sarà di default sempre una possibilità di avere lo slow motion di 4 volte, no? Quindi il rallentato di 4 volte. Questo perché avendo questa schedina posso permettermi di registrare sempre a 100 fotogrammi al secondo con una qualità altissima. Dopodiché, insomma, per andare in 1000 fotogrammi al secondo ovviamente la qualità si può sacrificare, però come hai visto tipo nel video l'ultimo del Borgo di Valvasone, quando il tipo tirava l'ascia, vedi l'ascia che girava lentissima, una figata pazzesca. CP, l'unico, diciamo, vincolo di questo 4K nella Sony RX100 M4 è il fatto che si stoppa dopo 5 minuti per un discorso di surriscaldamento, cioè lei si ferma e dice: oh, qua c'è troppa potenza, cioè tipo il camper, no? Cioè il motore è troppo potente, allora bisogna fare la pausa, no? Che si raffreddi tutto quanto. Vabbè, io comunque non sono solito a fare spezzoni di 5 minuti, al massimo posso arrivare a 3, insomma, ecco. Beh, oddio, no, a volte quando faccio i miei monologhi che parlo così a vanvera arrivo anche a 9. Vabbè, metterò delle pause, che fretta c'era, maledetta primavera. Ecco, sì, tipo anche adesso è stato un altro spezzone. CP, sei in HD? Il CP in HD? Sei messo a fuoco? Fa vedere? No, non vedo perché siamo un po'... Ma secondo me no, perché fa fatica a metterti a fuoco sta macchinetta.
Ha detto, a parte che ovviamente abbiamo la finestra dietro perché noi siamo un po' dei cialtroni, no? Come videomaker, però insomma, come tu mi insegni, cane, l'importante intanto è avere, diciamo, gli attrezzi, cioè la possibilità, no, fisica di poter fare un'azione, no? E dopo si impara, cioè un po' come dire, intanto abbiamo le gambe e poi impariamo a camminare, no? Però intanto il fatto di già una buona cosa, no? Sì, che non sarà il massimo, diciamo, come ambientazione, no? D'altronde siamo dentro un camper, ragazzo, dai, la cuccia di CP, no? Però è comodo perché vedi al piccio qua sotto la cassa, vero CP, dove io posso appoggiare anche il braccio, è un appoggiabraccio non indifferente. Cane, manca 20 per andare al lavoro, devo andare al lavoro. Io il CP un attimo qui con me, è vero, fa ancora un po' caldino, Emi, nonostante cos'è il 18 ottobre, però qua da noi in Venetolandia ci sono queste giornate un po' da 24 gradi così, ma insomma non è tanto, perché se il CP la smette di alitare non ci sono i 30 gradi dentro al camper, perché lei butta su tanti gradi alitando. CP, anche il discorso del bilanciamento del bianco è una cosa secondo me da considerare, cioè non far sempre tutto a casaccio. Che fai, mi sbadigli? Io ti spiego e tu mi sbadigli. Me la sono messa, è cosa bella, no, dell'RX100, no, probabilmente anche tante altre macchinette, nella ghiera c'hai 4 pulsantini, diciamo, e tu puoi scegliere la funzione per ogni pulsantino, no? Quindi io mi sono messo l'ISO, il tipo di messa a fuoco, no, il tipo di messa a fuoco, la posizione della messa a fuoco, della serie continua, al centro, spot. Al centro, il pulsantino al centro grande è l'inquadratura agganciata al soggetto, che devo ancora provarla, e poi il discorso delle luci CP, cioè le impostazioni del bianco, no il bianco e ombre, no, il bianco, proprio il bianco inteso come luci, no? Perché CP, se gli dice un veneto le impostazioni del bianco, cioè questo già si pensa a come mettere il bicchiere per tracanarselo, invece no, non stiamo parlando delle ombre, stiamo parlando di cose altamente tecnologiche.